Piazzale Ugo La Malfa di Agrigento sorgerà un nuovo posteggio, approvato e finanziato il progetto. Il mestiere più antico del mondo esiste ancora, ad Agrigento viene richiesto in pubblico e dagli anziani. Degrado al pronto soccorso del nosocomio agrigentino, la Commissione regionale dell'ARS chiede venga potenziato l'ospedale di Ribera. Coronavirus, a Palermo ci sono 28 cinesi in isolamento, ma sono solo questi cinesi che abbiamo in Sicilia che arrivano dalla Cina? Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato approvato il progetto esecutivo del parcheggio di interscambio di Piazzale Ugo La Malfa d'Agrigento. Si tratta del primo intervento attuativo del piano urbano della mobilità sostenibile di Agrigento, beneficiario di un finanziamento dell'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Buone notizie per il piazzale Ugo La Malfa, è stato infatti approvato il progetto esecutivo del parcheggio di interscambio. Si tratta del primo intervento attuativo del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile di Agrigento, beneficiario di un finanziamento dell'assessorato regionale delle infrastrutture per euro 4.777. Abbiamo intercettato un avviso finalizzato alla realizzazione di parcheggi per il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto pubblico, la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico e il risparmio energetico. Questo quanto afferma il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Uno dei requisiti fondamentali era essere dotati di un PUMS, lo studio di pianificazione strategica della città, sotto il profilo della mobilità, dei trasporti, che individua gli obiettivi per i prossimi 20 anni e gli investimenti necessari per raggiungerli. La programmazione a lungo termine era stata trascurata dalle precedenti amministrazioni, poiché è mancata la sensibilità e l'attenzione alle città del futuro, così come la capacità di visione che avrebbe dovuto portare a scelte coraggiose già alla fine del secolo scorso. Le azioni a lungo termine, continua Firetto, non giovano alla propaganda proprio perché non sono visibili nell'immediato, ma sono quelle che determinano i reali cambiamenti. Nell'attuazione del PUM il parcheggio di piazza Ugo La Malfa è un primo passo, abbiamo partecipato al bando e il nostro progetto è stato approvato. Si apriranno i cantieri e doteremo intanto la città di un parcheggio di interscambio con una navetta che consentirà ogni 10 minuti di collegare la zona a valle della città con il centro storico. Inviteremo così i residenti, i turisti a usare il servizio pubblico per raggiungere il centro città. L'intero sistema sarà vantaggioso per gli utenti, anche sotto il profilo economico, afferma Firetto. Il progetto prevede ultimati i lavori di realizzazione dell'infrastruttura, la TUA, che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano, attivi la navetta secondo il circuito e i tempi di percorrenza previsti dal PUMS. Vede l'auto in fiamme, si precipita in strada e viene accoltellato. È accaduto a Ribera, dove un uomo esce in pigiama, in corso Umberto I, dove c'è appunto l'auto avvolta dalle fiamme e dal fumo. Mentre tante persone si adoperavano per avere la meglio sull'incendio, il 41enne proprietario dell'auto è stato avvicinato da un 26enne che gli avrebbe fatto segno di seguirlo. Un passo in più, il 41enne si è visto raggiungere al volto dal fendente di un coltellino. Sanguinante al labbro, la vittima dell'aggressione è scappata e si è rifugiata alla caserma dei carabinieri di Ribera, il tutto mentre l'aggressore continuava, stando all'accusa, ad urlare minacciandolo di morte. I carabinieri hanno arrestato per lesioni, porto abusivo di armi, minaccia e resistenza pubblica ufficiale un 26enne già noto alle forze dell'ordine. Il candidato sindaco di Agrigento, Aldo Piazza, sottolinea come i partiti stiano giocando sotto banco e dilatando i tempi prima di scoprire le proprie carte. Ascoltiamolo. Siamo con Aldo Piazza, sono passati 4 mesi dall'annuncio della candidatura. Ecco, qual è attualmente la posizione che ricopre e se nel frattempo ci sono stati degli sviluppi politici, parliamo di alleanze, come sono passati questi 4 mesi? Le cose sono andate molto forse velocemente, nel senso che la campagna elettorale è partita intanto con grande anticipo, ma le posizioni dei partiti, degli schieramenti rimangono ancora, diciamo, in alto mare, non vi è una decisione ben definita, da un lato non si riesce neanche ancora a capire chi sono i candidati di centrodestra e di centrosinistra, che parrebbe che tutti fossero
o siamo di centrodestra, però in verità ci sono delle operazioni sotto banco che fanno intravedere anche la nascita del partito di Renzi, di Italia Viva. Quindi è chiaro che c'è uno scenario che deve avere ancora una sua stabilità, deve avere una sua strategia, e in tutto questo si comincia a intravedere anche una possibile alleanza. Vi sono delle situazioni che devono ancora vedere chiaramente la posizione di Miccichè, la posizione di Zambuto, la mia posizione, che ci sono tanti ragionamenti, tanti discorsi, però concretamente ancora nulla è avvenuto. So che in questi giorni o comunque entro questo mese vi sarà la possibilità di capire quale sarà la strada per le prossime amministrative, e in questo senso si capiranno anche alleanze e quindi anche, diciamo, le coalizioni che dovranno sostenere i candidati sindaco. Ecco, si fanno sempre appelli sull'unità del centrodestra, ma questa unità sembra non volere mai arrivare, anche il centrosinistra non mi pare sia, diciamo, molto unito tra di loro, 5 Stelle marcia da sola. Insomma, lei nonostante tutto continuerà il suo impegno e la sua candidatura su ciò che è stata la sua esperienza di sindaco della città di Agrigento. Sì, certo, io sto facendo la mia strada in punta di piedi con grande, diciamo, anche attenzione e anche interesse nei confronti di una città che è sotto gli occhi di tutti, abbandonata, che ha non più una sua, diciamo, identità vera e propria, una città che non si riconosce. Per cui bisogna pensare che il candidato sindaco deve avere, diciamo, non solo la forza di decidere, ma anche di determinare un cambio di passo. Non è possibile chiaramente assistere ancora a una marginalità della città di Agrigento rispetto a Catania e a Palermo, perché qui basterebbe solo un piccolo aeroporto già per mettere in tilt sia Catania che Palermo. Purtroppo questo non è stato mai fatto e non si capisce per quale ragione, pur avendo noi un bacino ricco di grande interesse archeologico, artistico, e quindi non sappiamo ancora se è possibile capire quale sarà la nuova linea da seguire, perché Agrigento, continuando così, rischia veramente di essere una città sepolta viva, una città senza una propria identità, una città che è quasi ad esaurimento, perché i nostri figli già sono andati via. Bisogna riprendere in mano con delle battaglie fortissime, che siano a livello regionale, che siano a livello nazionale, che ci sia una forza dirompente di cittadini proprio incazzati che vogliono avere ragione delle proprie idee e della propria destinazione, del proprio territorio. Qui non siamo padroni neanche della nostra realtà, del nostro paesaggio, delle nostre ricchezze, del nostro giacimento di beni. Siamo proprio abbandonati a noi stessi, e in tutto questo la politica mi pare che sia assente, che non guarda assolutamente l'interesse del cittadino, perché in tutto questo il cittadino credo che non abbia nessun interesse. L'unico interesse in questo momento è quello di accaparrarsi un posto al comune di Agrigento, o come sindaco, come assessore, cariche di sottogoverno, deputati regionali, nazionali, cariche a tutti i livelli, sottogoverni. Però il cittadino e i bisogni dei cittadini, le difficoltà di tutti i giorni praticamente rimangono solo fine a se stesse. Atti osceni in luogo pubblico è accaduto, e forse non sarebbe neanche la prima volta, in vicolo San Pietro, nei pressi della via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Una straniera, appoggiandosi a un portone ma in mezzo alla stradina, ha masturbato un anziano, un ultra sessantenne. Stando ai racconti di chi bazzica nella zona e che si dice indignato per il degrado, non sarebbe stato affatto il primo episodio. Pare infatti che nell'area sarebbero state notate in atteggiamenti compromettenti anche altre donne. Vi sarebbe forse, stando a quanto viene raccontato in giro, anche qualche video che però non è per fortuna diventato virale, come è accaduto invece nel maggio 2018 sempre ad Agrigento. Allora un anziano venne filmato mentre si faceva praticare sesso orale da una giovane donna in pieno giorno all'interno della villa Casesa. Coronavirus, 28 i cinesi residenti a Palermo che attualmente si trovano in autoisolamento per 15 giorni dopo essere tornati a fine gennaio dalla Cina, dove erano andati per il loro capodanno cinese. Nessun allarmismo, ma in Sicilia ci sono solo questi 28 cinesi che arrivano dalla Cina? Lello Casesa ha chiesto chiarimenti all'ambasciata italiana. Vediamo.
Continua a suscitare preoccupazione nel mondo ed anche nel nostro paese il gravissimo problema del coronavirus. Nella giornata di oggi i turisti cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani della capitale sono finalmente tornati in libertà e saranno accompagnati in Cina da un volo messo a disposizione dal governo cinese. In Sicilia, come riportano alcuni media nazionali, sono 28 i cinesi residenti a Palermo rientrati a fine gennaio, dopo la tradizionale festa del Capodanno cinese, che si trovano in autoisolamento per 15 giorni. A confermare questa notizia il presidente dell'Associazione Cinesi d'Oltremare a Palermo, Wan Guangrong, che ha seguito le indicazioni volute dall'ambasciata cinese in Italia alle comunità del territorio italiano. Com'è possibile, ci chiediamo noi, che solamente a Palermo ci siano 28 cinesi sottoposti ad un regime di isolamento per i 15 giorni e non vi siano altri cittadini cinesi in Sicilia e nella provincia di Agrigento? Il dubbio dunque penetra le nostre legittime preoccupazioni. Abbiamo provato a contattare l'ambasciata cinese in Italia e nonostante la gentilezza e la cortesia dell'operatore incaricato, molta confusione nelle risposte e nei chiarimenti ricevuti. Abbiamo chiesto se sono a conoscenza dei 28 cinesi residenti a Palermo rientrati dalla Cina o se siano a conoscenza di altri cittadini rientrati in Italia, in Sicilia e nella provincia di Agrigento, ma non hanno saputo fornire alcuna precisa informazione. Nella sola città di Palermo hanno affittato alcuni appartamenti per accogliere 28 cittadini che in via precauzionale staranno in quarantena per 14 giorni. Il nostro compito è quello di rifornirli quotidianamente di tutto ciò che serve durante l'isolamento, ha detto il presidente dell'associazione. Facciamo questo con lo scopo di fare prevenzione contro il coronavirus. Dopo essere arrivati a Palermo hanno ricevuto mascherine e kit. L'associazione ha organizzato il trasferimento immediato negli appartamenti dove stanno trascorrendo la quarantena. Molti di loro, partiti senza famiglia, ora non possono incontrare mogli e figli. La comunità cinese a Palermo, ha detto il presidente dell'associazione cinese, monitora continuamente il flusso dei concittadini che arrivano in Italia per prevenire, informare e tranquillizzare tutti. La direttiva del nostro governo è chiara. Le centrali del 118 dovranno attrezzarsi per il trasporto di eventuali casi sospetti attraverso ambulanze di biocontenimento. Una procedura che si attiva solo per i pazienti che abbiano viaggiato negli ultimi 15 giorni nelle zone a rischio o siano stati a contatto con persone di rientro e che abbiano i sintomi della polmonite. Al Liceo Politi di Agrigento la giornata pirandelliana promossa dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani, preliminare al convegno del 2020. Ci sono le interviste. Parliamo di questo incontro, oggi qui con i ragazzi si parla di Pirandello con gli esponenti proprio del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Sì, per la prima volta a quanto pare questo tipo di approccio, di incontro per mettere in contatto le altre istituzioni culturali a livello universitario con le scuole tramite il centro viene fatto nelle scuole. Piuttosto che nei vari alberghi o così come è avvenuto negli anni passati. A noi è stato chiesto di ospitare questo evento e lo abbiamo fatto con molto piacere, con entusiasmo, anche perché visto che abbiamo anche la fortuna di avere questi due illustri, questo illustre compaesano, dare la possibilità ai ragazzi delle nuove generazioni di conoscere tramite le voci culturali dell'università quelle che sono, quello che è stato realmente il grande Pirandello, che è famoso in tutto il mondo. Penso che sia un'opportunità molto interessante. Oggi un importante incontro con gli studenti del Politi per discutere del prossimo convegno pirandelliano che si svolgerà, diciamo, al solito ad Agrigento. E non soltanto gli studenti del Politi, ma anche studenti degli altri istituti della città e anche del liceo classico di Sciacca. È un importante incontro perché noi buttiamo le basi su questo 57° convegno che ha come tema
due romanzi importantissimi, anche se trascurati un po' dalla critica, che sono L'esclusa e Il turno. E qui siamo agli inizi della narrativa pirandelliana, ma due romanzi che vale la pena proprio riscoprire, ed è questo il compito, come di consueto, del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, di portare all'attenzione non solo degli specialisti ma di un vasto pubblico opere che sono messe un po' in ombra, ma che tuttavia vale la pena proprio di leggere e di rivisitare e di rilanciarle dal punto di vista critico. Noi siamo ad Agrigento, con questa giornata pirandelliana iniziamo tutta una serie di giornate pirandelliane, cioè di incontri pirandelliani un po' in tutta Italia. Domani infatti siamo a Caltanissetta, proprio per dare agli studenti, attraverso i discorsi che i professori universitari, qui per esempio oggi abbiamo il professore Puppa dell'Università di Venezia e il professore Caputo dell'Università Tor Vergata, i quali ci daranno indicazioni critiche da cui partire da parte degli studenti per i propri elaborati, per le proprie ricerche sul tema del convegno. Questo è il nostro lavoro di preparazione. Poi, per quanto riguarda la sede del convegno, noi speriamo di rimanere in Agrigento, speriamo che gli enti pubblici ci diano al solito i contributi necessari, e io infatti sono in attesa di incontrare il direttore del parco e anche il sindaco per chiedere loro di venirci incontro, di sostenerci con contributi di cui noi abbiamo bisogno e di cui non possiamo fare a meno. Magari Agrigento 2020 potrebbe essere un'edizione particolare del nuovo appuntamento del convegno pirandelliano, che ricordiamo quando sarà, professore? Ma è particolarissimo perché i due romanzi, L'esclusa e Il turno, che sono i primi, 1892-1895, sono due romanzi, come dice Pirandello, di argomento siciliano, ma lui voleva dire di argomento agrigentino. E infatti L'esclusa, che è il primo romanzo, si svolge tra Agrigento e Palermo, Il turno invece è tutto ambientato ad Agrigento. E non solo, ma sono due romanzi che gli agrigentini in modo particolare dovrebbero leggere, perché contengono nell'essenza il carattere agrigentino, quindi aiuta a conoscerci individualmente ma anche collettivamente, aiuta a conoscere questa città, la gente di questa città che Pirandello da girgentano qual era conosceva bene e che mostra nei pregi e nei difetti. Due romanzi straordinari, voi agrigentini e noi agrigentini leggiamoli. Il centro pirandelliano infatti lo sta facendo, mettendo i due romanzi a tema del 57° convegno di studi pirandelliani, che si svolgerà dall'1 al 3 dicembre, speriamo in Agrigento. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. L'agrigentino Mario Gallo, conosciuto per essere il delegato sindaco del centro storico in epoca Zambuto e per le sue tante battaglie per il suo quartiere, è tra i dipendenti della banca di Ribera che hanno subito la rapina lunedì scorso. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook racconta di come ad averlo traumatizzato in realtà è il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le lamentele verso il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento dopo quanto successo alla giovane Loredana Guida, che ha perso la vita per una cattiva accoglienza e una mancata conoscenza della malattia che aveva. Oggi è la volta di un bancario agrigentino molto noto in città, più per l'interesse che negli anni ha sempre avuto per il centro storico di Agrigento, credendo quotidianamente a una sua valorizzazione contro il totale abbandono. E Mario Gallo purtroppo è stato vittima della rapina avvenuta qualche giorno fa a Raffadali, alla Banca Sant'Angelo, e ha avuto per tale occasione una brutta esperienza che lo ha provato particolarmente: il contatto per oltre mezz'ora a tu per tu con i rapinatori che gli intimavano di aprire la cassaforte, che è a tempo, e minacciato anche di rubargli la collana d'oro al collo, lo ha particolarmente provato, tanto che la sua salute ne ha sofferto in malo modo. Così si è recato in ospedale al pronto soccorso
giusto quanto da lui scritto sul suo profilo, auspicando che ancora una volta la struttura ospedaliera agrigentina possa avere la sua giusta efficienza e essere citata più per i suoi meriti che demeriti. Lunedì, scrive Gallo nel suo profilo Facebook, dopo aver subito in banca una rapina durata 20 minuti, per lo stress subito con l'ambulanza mi hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Infermieri e dottori nelle 20 ore trascorse per terra mi hanno dato tutta l'assistenza necessaria e li ringrazio, ma denuncio la mancanza assoluta di organizzazione del reparto. È vergognoso, scrive Gallo, avere in città un pronto soccorso che ci tratta da bestie del terzo mondo. Mi riservo di denunciare alla Procura della Repubblica quanto successo. La città non merita uno schifo simile. Gli agrigentini che hanno fatto di male per subire un trattamento del genere, riflettete Giurgintani, riflettete. Io ancora sto malissimo perché se da un lato ci sono i dottori, gli infermieri da elogiare, ci sono poi i dirigenti ospedalieri da denunciare. Il Consiglio Comunale, l'amministrazione e le associazioni che si occupano solo di denigrare Agrigento si occupano dei diritti del malato e della nostra dignità. Mi auguro che quello che io ho passato in quelle 20 ore non debba continuare ad accadere a nessun altro. Aperta un'inchiesta sulla morte all'ospedale di Milazzo di una bambina di 7 anni. La procura ha ordinato, a seguito di un esposto presentato dai familiari, la riesumazione della salma. Il decesso della minore è avvenuto nelle prime ore della mattinata di domenica scorsa. C'è il servizio. Tragedia all'ospedale di Milazzo, dove una bimba di 7 anni è morta. Un'inchiesta è stata aperta per capire cosa abbia portato al decesso della piccola, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto. A seguito di un esposto presentato dai familiari della bambina, deceduta 48 ore prima, in circostanze poco chiare, la procura ha ordinato la riesumazione della salma. Ieri sera il medico legale incaricato dalla procura ha eseguito l'autopsia sul corpicino. Bisognerà attendere adesso il deposito del referto. La piccola è morta nelle prime ore di domenica mattina nel reparto di pediatria dell'ospedale di Milazzo, dove era stata ricoverata d'urgenza sabato sera su disposizione dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Barcellona. Secondo quanto si apprende, la bambina era stata portata dai genitori nel nosocomio della città del Longano perché manifestava gravi difficoltà respiratorie. Il trasferimento al Fogliani di Milazzo sarebbe stato necessario a causa della soppressione del reparto di pediatria nell'ospedale della città del Longano. Tuttavia, nemmeno a Milazzo, pur esistendo la pediatria, è presente l'unità di terapia intensiva neonatale. Sarà adesso compito degli investigatori chiarire cosa abbia provocato la morte della piccola e se sussistano delle responsabilità. Al momento l'indagine è contro ignoti in quanto nessuno degli operatori sanitari che si sono occupati della salute della bimba risulta iscritto nel registro degli indagati. La Commissione Salute all'Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha proposto all'assessore regionale Ruggero Razza di potenziare l'offerta sanitaria dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, chiesta un'ambulanza medicalizzata e un tavolo tecnico. Vediamo. Sarà migliorata l'offerta sanitaria dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera con l'efficientamento di tutti i servizi già previsti dalla nuova rete ospedaliera e con l'attivazione di un'ambulanza medicalizzata. Inoltre sarà istituito un tavolo tecnico per capire insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio come qualificare al meglio l'offerta sanitaria dopo la trasformazione del pronto soccorso in punto territoriale di emergenza prevista per il 31 dicembre 2020. È quanto proposto oggi dalla Commissione Salute dell'Ars, presieduta dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, all'assessore alla salute Ruggero Razza, durante l'audizione sulle problematiche del nosocomio riberese richiesta dai sindaci del comprensorio. È stata presentata anche una risoluzione del Movimento 5 Stelle su cui si lavorerà come proposta di tutta la Commissione Salute. Un'audizione proficua quella di oggi con diversi impegni assunti dal governo regionale al fine di dare risposte concrete alle istanze provenienti dal territorio rispetto al miglioramento dei servizi sanitari offerti dall'ospedale di Ribera. Così ha dichiarato a margine dell'audizione la Presidente della Commissione Salute della Regione Siciliana, Margherita La Rocca Ruvolo. Un primo risultato importante, ha sottolineato, è certamente l'impegno assunto in merito all'attivazione di un'ambulanza medicalizzata
Altre proposte e soluzioni saranno individuate nell'ambito del tavolo tecnico che sarà istituito nei prossimi giorni e di cui faranno parte i deputati agrigentini, una delegazione di sindaci, degli operatori sanitari del comprensorio di Ribera. Sono convinta, continua l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che il confronto porterà altri risultati significativi, laddove la Regione potrà intervenire per ciò che concerne le proprie competenze nel quadro della nuova rete ospedaliera, che sostanzialmente è quella predisposta nel 2017 dal precedente governo regionale. Sarà valutata inoltre la possibilità di chiedere al governo nazionale una modifica del decreto Balduzzi. L'auspicio è che sull'ospedale di Ribera, così come su sanità in generale, non si facciano strumentalizzazioni e speculazioni politiche, ma si lavori insieme nell'esclusivo interesse dei cittadini. La quinta commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Assemblea regionale siciliana sta lavorando al disegno di legge sulla prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Presente in audizione Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo dell'Università di Messina. Vediamo. Sono stato davvero contento di essere ascoltato ieri in audizione dalla quinta commissione del Parlamento regionale all'Assemblea regionale a Palazzo dei Normanni. Ringrazio il Presidente San Martino che mi ha dato la parola per primo. Erano presenti anche il Presidente regionale del CONI, l'onorevole D'Antoni, e naturalmente tutti i deputati che fanno parte della Commissione, i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e i dirigenti dell'assessorato alla formazione e all'istruzione. Il disegno di legge, che è appunto il numero 239, che ha appunto come primo firmatario l'onorevole De Domenico di Messina, è un impianto diciamo che ha il meritevole intento di rispondere a un'esigenza urgente di intervento su una materia che tutte le ricerche scientifiche a livello internazionale e nazionale nell'ultimo decennio evidenziano come una preoccupante tendenza sociale, non più una semplice devianza che impatta su una fetta rilevante della popolazione giovanile. Tutti gli attori inseriti nel disegno di legge sono sicuramente attori importanti, ma c'è da dire che occorre, ed è quello che io ho sottolineato, una maggiore centralità da parte della stessa normativa in azioni rivolte ai genitori, vero anello debole che necessitano di un accompagnamento strutturato e anche continuo. Infatti ho proposto una formazione permanente, ma anche dei corsi che non debbono soltanto riguardare gli studenti o i docenti, ma anche i genitori, una sorta di scuola per genitori come c'è in altri paesi europei. E poi l'articolo che riguarda la costituzione di una consulta, ho proposto anche che questa costituzione di una consulta possa essere allargata a tecnici che possano fare soltanto non una valutazione numerica e quantitativa di quello che sta avvenendo e di come la legge viene applicata, ma anche che vadano a valutare l'impatto sociale che questa stessa legge potrà avere, e quindi un monitoraggio costante delle azioni che vengono fatte. Ci fermiamo adesso per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Agrigento si prepara a festeggiare il suo santo patrono San Gerlando, che riuscì a rievangelizzare il territorio agrigentino dopo che per 2 secoli era stato di dominazione araba ed era diventato dunque musulmano. Sentiamo quali sono gli appuntamenti di quest'anno. San Gerlando 2020, ad un anno dalla riapertura della Basilica Cattedrale, le reliquie ritornano sul territorio della nostra diocesi. Ad essere coinvolti saranno i comuni di Villafranca Sicula, Cammarata, Aragona e Agrigento, con il quartiere del villaggio Mosè. Proseguirà poi il programma delle celebrazioni con un momento
culturale di devozione, ma anche legato alla figura della vita di San Cerlanto, con la presentazione del reliquiario del dito di San Cerlanto e della figura e della vita del corpo di San Cerlanto a cura della dottoressa Domenica Brancato e di Don Vincenzo Lombino. Il 22 poi il momento centrale per la città. Ci sarà la processione con le reliquie custodite nella preziosa urna reliquiaria della cattedrale, che partirà alle ore 16 dalla Basilica Cattedrale per attraversare il centro storico e fermarsi poi nella Basilica dell'Immacolata. Celebreremo l'Eucaristia alle ore 18 e ripartiremo in processione verso la cattedrale. Momento centrale per tutta la diocesi, il 25 febbraio, il giorno della solennità, alle ore 18 in cattedrale sarà celebrato il solenne pontificale presieduto da Monsignor Vincenzo Bertolone. Per quell'occasione la città di Canicattì e la comunità ecclesiale consegneranno l'olio che arderà davanti alla lampada di San Cerlanto e che verrà utilizzato per gli oli sacri del Giovedì Santo. Un momento particolare per la diocesi. Air Italy non c'è più, 7 voli persi in Sicilia. I particolari nel servizio. Con lo stop di Air Italy, la regione siciliana perde ben 7 rotte, 3 voli su Palermo e 4 su Catania. Quanto basta per far riaffiorare a distanza di pochi mesi i timori sulla carenza di collegamenti e sul caro voli. Il triste epilogo di Air Italy, ha commentato il governatore Nello Musumeci, pone l'accento sulla fragilità delle compagnie aeree, non soltanto di quelle cosiddette minori, e sulle inevitabili conseguenze che determina in termini di disagi nella mobilità e di incertezze tra i lavoratori dipendenti. Ho chiesto al Ministro dei Trasporti di creare un'occasione di confronto sul trasporto aereo in Italia ed in particolare sul basso livello di accessibilità alla nostra isola. Sulla nascita di iniziative private il governatore non nasconde l'attenzione da parte della regione. Apprendo dalla stampa, ha aggiunto Musumeci, notizie di alcune iniziative da parte di privati, finalizzate alla creazione di nuove compagnie aeree anche in Sicilia. Guardiamo a tali tentativi con rispetto e attenzione. Dal canto suo il governatore regionale ha avviato da tempo altri contatti, senza tuttavia nasconderci le difficoltà del mercato. Ma abbiamo almeno il diritto di provarci, conclude. Intanto il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri confermerebbe l'interesse di Ryanair ad acquisire Air Italy, anche se mancano ancora i dettagli e i contorni dell'offerta. L'improvvisa liquidazione di Air Italy avrà infatti un grave impatto sull'economia dell'isola, ampiamente compromessa dalle vicissitudini riguardanti gli aeroporti dell'isola, primi fra tutti Trapani e Comiso. La compagnia inoltre ad oggi gestisce e garantisce servizi essenziali per il collegamento della Sardegna all'Italia che, qualora venissero a mancare, isolerebbero dal resto della nazione un ennesimo territorio fondato prevalentemente sugli aumenti dei flussi turistici. Da questo punto di vista, da Confesercenti ritengo apprezzabile la richiesta da parte del governo di esplorare percorsi alternativi per garantire non solo l'occupazione ma anche la continuità dei voli, elemento cruciale per gli operatori del settore a pochi mesi dall'avvio della stagione estiva. Intanto si scongiurerebbero i rincari nell'attesa di nuove scontistiche previste nel mese di giugno. Calcio eccellenza, l'Acragas incontrerà la Cefaledium sempre che questa squadra non venga radiata. In casa biancazzurra sono diversi i provvedimenti disciplinari. Carmelo Lentini. L'Acragas è atteso dalla sfida esterna di Cefalù contro la locale Cefaledium, che ultimamente non si è presentata regolarmente sul terreno di gioco. La scorsa domenica, infatti, la giovane compagine palermitana, non riuscendo a raggiungere il numero sufficiente per affrontare il Dattilo, ha deciso di rinunciare. Si tratta della prima rinuncia in campionato, ma c'è anche il precedente di Coppa Italia, per cui secondo il nuovo regolamento la Cefaledium potrebbe essere radiata. Sulla questione c'è un po' di confusione, per cui si attendono lumi direttamente dalla Federazione Palermitana. Ritornando in casa Acragas, questa settimana il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il difensore Procida in diffida ed ha munito contro il Canicattì, mentre è stato fermato sino al prossimo 25 marzo il DS Ernesto Russello, non iscritto regolarmente in distinta. Ma arriva un'altra mazzata disciplinare per il presidente dell'Acragas Giovanni Castronuovo.
Ai 3 mesi inflitti in stagione con l'Akragas per un diverbio avuto con l'arbitro della gara e il signor Lipari di Trapani, si aggiunge quella ben più pesante di 15 mesi, oltre 500 euro di ammenda, inflitta dal Tribunale federale territoriale e relativa alla scorsa stagione, quando lo stesso ricopriva la carica di presidente della società Parmonval. I fatti risalgono alla scorsa stagione ed interessa una finale regionale del campionato juniores tra il Camaro e i giovani della Parmonval, con protagonista, secondo quanto dichiarato dai diretti interessanti, l'arbitro Cristian De Caro di Licata, il quale aveva tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti del calciatore palermitano di colore Colle Ansumana. Il maltorto di Castronovo è quello di avere presentato e sottoscritto la querela del Colley nei confronti del De Caro senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio federale. Morale della favola: il presidente Castronovo in totale dovrebbe scontare 16 mesi di squalifica. Ancora non si registra alcuna reazione da parte del diretto interessato, che sicuramente sta meditando il da farsi. Dopo il salomonico pareggio con l'Agragas, che è servito se non altro a mantenere il distacco di 2 punti dalla terza, la vice capolista del campionato di eccellenza Sicilia Girone A, il Canicattì Calcio, prepara la gara col Misilmeri. La prossima sfida è forse ancor più delicata di quella del derby con l'Agragas, che alla fine ha lasciato malcontento in entrambe le società, che hanno visto sfumare i propri propositi. Il Canicattì, vincendo, avrebbe potuto accorciare il gap con la capolista Dattilo, bloccata da un pareggio con lo Sporting Vallone, mentre l'Agragas avrebbe scavalcato in caso di vittoria il Canicattì e si sarebbe lanciata all'assalto della prima della classe. Ma le prime 3 hanno pareggiato, dunque situazione di classifica che resta invariata, col Dattilo a 51 punti dopo 21 giornate disputate, il Canicattì che insegue a 45 punti e l'Agragas terza a 43. Il prossimo avversario dei biancorossi, allenati da Pippo Romano, è una squadra che ha bisogno di punti salvezza e il Don Corleone Misilmeri verrà a Ravanusa, allo stadio Saraceno, dove il Canicattì disputa le gare interne con l'obiettivo di fare punteggio pieno ed avere l'orgoglio di poter dire di aver battuto la forte corazzata biancorossa. Non ci sarà Danilo Greco, che è stato espulso domenica scorsa, così come non ci sarà ancora e non sarà disponibile il forte centrocampista Vito Lupo, che sconterà l'ultima delle 3 giornate di squalifica inflitte al giocatore dal giudice sportivo a seguito dell'espulsione a Palermo contro la Parmonval. Romano non ha problemi di formazione perché i sostituti adesso ci sono e la scelta è abbastanza variegata. In questi giorni il tecnico, assieme al preparatore atletico Daniele Trombino, hanno lavorato sull'aspetto tattico, sulla scorta delle indicazioni che sono uscite fuori dalla sfida con l'Agragas. Non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico, ha ammesso l'allenatore del Canicattì Pippo Romano in riferimento al derby con l'Agragas, concluso con un pareggio che non ha accontentato nessuna delle 2 squadre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.